Al via la nuova costituzione della società che gestirà il servizio idrico nella nostra provincia, si chiama AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Il presidente scelto è il dottor Gerlandino Castaldi, quindi i due membri del CDA, l'ingegnere Fiorella Scalia e l'ingegnere Osvaldo De Gregoris. I sindaci oggi presso i locali dell'ATI idrico in assemblea per sottoscrivere l'atto costitutivo della stessa davanti al notaio Maria Orlando. Ma oggi è un traguardo importante sia per Agrigento ma anche per tutti gli altri comuni della provincia agrigentina. Stiamo aspettando qualche altro nostro collega per poter poi finalmente firmare col notaio questa costituenda azienda consortile. Per quanto riguarda i lavoratori non ci sarà nessun problema, noi come obiettivo nostro personale è quello della salvaguardia del lavoro di tutti coloro che sono dipendenti e che comunque orbitano attorno alla problematica dell'acqua. Quindi massimo rispetto per chi ha lavorato e per chi lavora. Da una parte c'è che finalmente i comuni avranno un ruolo importante nella gestione del servizio idrico integrato. Dopo tanti anni di battaglie finalmente l'acqua ritorna di nuovo in mano ai comuni, in mano ai sindaci che ci mettono la faccia e su un servizio importante come questo è giusto che diano risposte ai cittadini. Dall'altra parte non vedo la protesta dei dipendenti perché non c'è in atto nessun provvedimento che li esclude dalla nuova società e penso che non si possa fare a meno di tenere conto delle professionalità acquisite di coloro che per tanti anni hanno erogato, aiutato a erogare un servizio importante per la collettività. La maturità dei sindaci, la maturità che è stata manifestata veramente dopo un massacrante lavoro difficoltoso, si arriva in modo unitario a definire intanto una governance dell'azienda speciale consortile, alti profili individuati, alte e specifiche attitudini individuate in 3 grandi professionisti che certamente sapranno fare bene e sapranno veramente portare avanti una situazione che in questo frangente, in questo momento si rileva veramente difficile. Unitarietà, intanto siamo in 35 i comuni che fanno parte dell'azienda, oggi siamo tutti qui riuniti, tutti qui presenti a veramente sancire un passaggio e una data storica. In rappresentanza di Centro Consumatori Italia ma anche del Forum regionale dell'acqua e dei beni comuni. Oggi è una giornata storica, un momento di festa perché si è arrivati a quello che noi ci prefiggevamo da molti anni, dopo tanti anni di battaglia era quella di ripubblicizzare il servizio idrico e oggi praticamente è il compimento della costituzione appunto di questa nuova azienda speciale che riporterà l'acqua pubblica nelle case dei cittadini. Da un lato i lavoratori protestano, dall'altro si propone questa nuova società. Come valuta anche la composizione del CDA, del Consiglio di amministrazione, del Presidente? Ecco, una situazione ingarbugliata perché vede da un lato società fallimentari, insomma, forse solo ad Agrigento farà da pilota in tutta Italia? Beh, intanto io vedo che la composizione del Consiglio di amministrazione è di altissimo profilo, meglio non si poteva, perciò siamo contenti di questo. Per quanto riguarda le situazioni ingarbugliate, purtroppo sono gli strascichi della cattiva gestione del passato. Per quanto riguarda invece Agrigento, sì, Agrigento si è dimostrata capofila della ripubblicizzazione del servizio idrico su scala nazionale, neanche su scala regionale, ma su scala nazionale.